Una risposta straordinaria e sorprendente quella del Friuli di fronte al conflitto in Ucraina. Abbiamo visto anche, leggendo le pagine dei giornali da questa mattina e poi approfondendo anche nel corso dei nostri telegiornali, quante persone si stiano mobilitando con generi alimentari, medicinali, ma anche offrendo i propri alloggi per dare un aiuto al popolo ucraino. Il popolo friulano quindi si riscopre molto solidale. Dai tempi del terremoto probabilmente non si vedevano delle azioni del genere. Forse perché il conflitto non è tanto distante da casa nostra, 1700 km, c'è però da chiedersi anche se effettivamente è sempre stato così per tutte le migrazioni degli altri popoli, però per questo ne parleremo con Paolo Zenarola, vice direttore della Caritas di Udine. Buonasera, grazie per essere venuto. Allora Zenarola, prima di tutto una considerazione, ma anche elementare, di male in peggio, perché siamo usciti dall'emergenza sanitaria e poi adesso è capitato questo tipo di emergenza che è internazionale, ancora di più, perché è molto più vicina rispetto a noi questa guerra, rispetto ad altre che si combattono anche nel resto del mondo, ce ne sarebbero da raccontare. Zenarola, cosa ne pensa? Una volta le nostre comunità pregavano per essere protetti da fame, peste e guerra, no? Quindi insomma siamo su un crinale abbastanza simile a quello dei secoli scorsi. Abbiamo sicuramente la fortuna di avere altri mezzi per proteggerci e quindi insomma questo è il merito della pace, direi, no? Poter costruire. Però è un momento difficile, arriva anche in un momento in cui effettivamente le nostre comunità pensavano di riuscire a respirare un po', no, di aria buona dopo 2 anni di fatica. E anche le scelte da fare sono in qualche maniera estremamente difficili, perché vediamo che il tema della pace è sicuramente un tema che ha un prezzo, no? Riuscire a fermare un conflitto significa forse avere delle perdite economiche, quindi sono anche delle scelte etiche e politiche che ci sollecitano e forse la nostra generazione non si è trovata mai a doversi muovere dentro questi dilemmi, no? Ecco. 70-80 anni insomma, senza conflitti, non ci si è abituati, figuriamoci le giovani generazioni, chi è nato da poco, che ha 10 anni, che si è visto già arrivare una pandemia, una crisi economica, adesso anche la crisi internazionale per quanto riguarda i conflitti, insomma, non è facile spiegarlo questo alle giovani generazioni, immagino anche voi, no? Come Caritas, no, certo, questo. Anche perché appunto questi accadimenti hanno dei modi di essere espressi e narrati diversi. Adesso la possibilità di vedere le cose, la narrazione, in questo caso no, anche l'esposizione, no, di tutto questo carico di immagini, di cose che arrivano, sicuramente hanno un impatto emotivo molto potente. Credo che anche il modo con cui vengono trattate queste crisi genera la capacità di risposta. Se posso dire, io penso che il nostro popolo e le nostre comunità hanno di base una sensibilità solidale. Molto dipende da come anche riusciamo a presentare le situazioni e a far sentire la gente partecipe. E come si è reso partecipe di più il Friuli in questa occasione? Ma anche tutta Italia, abbiamo visto manifestazioni in tutto il mondo anche. Sicuramente stiamo parlando dell'Europa e questo è un tema. Io facevo il servizio civile come obiettore quando c'era la guerra in Bosnia, quando c'erano i carri armati che sparavano a fiume, no? Quindi è evidente che ci sentiamo dentro in questa cosa. Ci sono molte persone che dall'Ucraina vivono nel nostro Friuli, vengono a fare le vacanze sui nostri litorali, si va a fare dei viaggi, eccetera. Quindi ci sentiamo dentro questa cosa. Poi sicuramente si sta raccontando molto, no? Sicuramente dal punto di vista politico siamo ingaggiati, quindi i nostri rappresentanti devono prendere delle decisioni. Banalmente il gesto quotidiano di andare ad accendere il gas per farsi il caffè in qualche modo ci richiama la memoria, tutto questo ci tiene in allerta. Non sempre questo accade per altri focolai di guerra, per altre situazioni che ci sembrano, ma solo apparentemente, più distanti e meno impattanti sulla nostra vita quotidiana. Così non è, però insomma
la complessità del mondo è tale che dovremmo essere in grado di riuscire ad abbracciare sempre più contesti più ampi. La risposta da parte del mondo, di cui lei anche parlava adesso, si è rivelata, insomma, da una parte queste sanzioni nei confronti della Russia, dall'altra parte nel spedire anche munizioni. Quando sente parlare di questo, dare armi, insomma, al popolo ucraino per difendersi, guerra con guerra. Allora, lei cosa ne pensa di questo tipo di risposta? Qualche tempo fa il Papa, no, diceva che il mercato più florido era quello delle armi, probabilmente lo è ancora. Nel nostro piccolo orticello di paesi o anche di comunità dell'Europa occidentale ci sembravano discorsi un po' lontani che magari riguardano paesi come il Medio Oriente, l'America Latina in certi casi, oppure l'Africa. Invece poi scopriamo che per esempio in un modo o nell'altro c'è stata una corsa a riarmarsi anche tra i paesi europei, no? E adesso si leggono di nuovi strumenti, di nuovi missili più veloci e quindi uno dice, ma allora in questi anni noi non abbiamo lavorato per la pace, abbiamo lavorato per prepararci a un'altra guerra. Questo devo dire che soprattutto nelle democrazie è un interrogativo potente, perché la pace non è il frutto spontaneo, bisogna lavorare a costruirla. Così come si investe tantissimo, sempre e comunque, per avere sempre armi più forti da mostrare nei momenti in cui bisogna fare guerra. La domanda che spesso più mi fanno è se ho paura, per esempio a livello personale, cioè se sentiamo veramente che magari può accadere una guerra nucleare a questo punto. Lei dalle sue parole mi fa capire che non è che siamo tanto distanti, insomma, probabilmente da un qualcosa non lontano da 80 anni fa. Beh certo, io facevo lo studente adolescente quando c'era i primi colloqui, no, per il disarmo, poi scopri che sostanzialmente si è deciso di non litigare più, ma ce li siamo tenuti tutti belli pieni, no, i nostri arsenali. Nel frattempo i raccori sono aumentati. Sì, è come quando uno dice Putin alla fine faccio vedere adesso l'Occidente quello che ha creato il fronte contro i russi, è sostanzialmente un serbare rancore per anni e anni probabilmente. Esatto, e quindi tu semplicemente avevi congelato una situazione ma non avevi smantellato il potenziale di morte, l'hai tenuto fermo lì e quando uno tiene pronto sempre, no, nel cassetto vuol dire che l'ipotesi c'è. In questo momento forse fa ancora più paura il fatto che in passato c'erano delle strutture, c'era un equilibrio magari di deterrenza che in qualche maniera teneva tutto fermo. Adesso la situazione è molto più fluida, molto più liquida e forse ci sono anche delle tensioni e delle spinte quasi irrazionali, no? Primordiali verso la guerra che onestamente fanno paura. Perché... Senta, come si sta organizzando in questi giorni la Caritas? Allora, noi siamo in collegamento alla Caritas di Udine, no? Chiaramente è in collegamento con la Caritas nazionale, con le altre Caritas friulane e con le Caritas anche che sono presenti in tutti i paesi. Anche ieri poi abbiamo fatto proprio 2 webinar di collegamento con la Caritas ucraina e quella dei paesi Polonia, Cecoslovacchia, Romania, Ungheria, perché da un lato bisogna convogliare la spinta solidaristica, dall'altro bisogna organizzare gli aiuti. Serve il coordinamento, non è... Sicuramente, quello che per esempio a noi ci è stato detto è che in questo momento non ci sono le minime infrastrutture logistiche per gestire un certo tipo di aiuti dove stanno arrivando i profughi in Polonia, mancano i frighi, mancano i magazzini, per cui bisogna per esempio organizzare bene prima di fare dei passaggi, no, di tipo così, di aiuti concreti eccetera. Abbiamo lanciato e abbiamo aderito a una campagna di raccolta fondi e sul territorio ovviamente stiamo raccogliendo tutte le disponibilità, comprese quelle di ospitalità che stanno arrivando numerose, devo dire, con una sensibilità che è quella proprio anche più genuina, quella del dire metto a disposizione e apro le porte di casa mia, no? Che probabilmente in certi aspetti, in certe situazioni potrà avere anche un seguito, in situazioni magari diverse potrebbe anche non essere adatta per il tipo di accoglienza necessarie. Però è molto bello vedere che la gente apre le porte di casa, perché vuol dire avere prima aperto il cuore, insomma, no?
Certo, si parla di decine di offerte. Sicuramente ci sono decine di telefonate di gente che mette a disposizione non Da solo, tutta la provincia. sì, non solo la casa di vacanza, ma anche le 2 stanze liberate perché i figli sono usciti e quindi siamo da soli ma la casa è grande, oppure l'appartamentino al piano di sopra, no, eccetera. E come fate a valutare a quel punto per poi mettere a disposizione? Ecco, questo è un po' il lavoro che cerchiamo di fare in coordinamento con le autorità governative, quindi l'interlocuzione diretta fino ad oggi è stata con la prefettura. I decreti che sono arrivati adesso in qualche maniera indicano come uno dei canali di coordinamento su cui punta il governo i comuni. Oggi si leggeva sulla stampa anche di un ruolo da dare alle protezioni civili e quindi alle regioni. Cercheremo di capire un momentino, no? Perché poi una delle cose che accadono in questi casi è che non si pensa mai al medio-lungo periodo, no? E quindi la solidarietà che in questo momento si sta manifestando bisogna consolidarla nell'eventualità Dovesse durare a lungo. Dovesse essere un'accoglienza di lungo periodo, eccetera. Certo. Allora, noi andiamo in pubblicità e poi andiamo a vedere anche di un servizio realizzato questa mattina alla Croce Rossa di Udine che ha accolto, diciamo, i primi arrivi, i primi 2 pullman arrivati dall'Ucraina. Pubblicità. Bentornati con Screenshot, il tema di oggi, conflitto in Ucraina, il Friuli si mobilita, perché abbiamo visto nel breve periodo subito c'è stata la risposta dei friulani di fronte a questa emergenza profughi, donne, soprattutto bambini che arrivano dall'Ucraina. E vicino a me Paolo Zenarolla, vice direttore Caritas di Udine, che ha anche detto, analizzato il problema dicendo bisogna capire quale sarà la risposta nel medio e lungo periodo poi, e come ci si organizzerà. Zenarolla, guardiamo insieme questo servizio realizzato questa mattina all'arrivo dei 130 richiedenti, 130 profughi che sono arrivati dall'Ucraina. La Croce Rossa ha accolto 2 pullman di richiedenti asilo. Come avete affrontato questa prima emergenza? Beh, li stavamo aspettando per le 18 di ieri sera, c'è stato un ritardo che ce li ha portati alla mattina di oggi, avevamo una trentina di persone previste sia su Udine che Tolmezzo. Quindi li abbiamo colti su Tolmezzo, il primo pullman è arrivato con una ventina di minuti di ritardo, dopo è arrivato qui su Udine, quindi circa 130 persone sono quelle che noi abbiamo verificato, gli abbiamo fornito supporto con bagni e un po' di tè caldo e un po' di viveri, abbiamo fatto i tamponi da cui ci sono risultati quasi tutti a posto, salvo 2 positivi che adesso stiamo gestendo ancora. Queste persone adesso dove sono andate? Le abbiamo mandate, anzi sono ancora qui e le stiamo dirigendo verso un centro di sottoselva. E per quanto riguarda invece le altre persone, dove andranno? Alloggi qua oppure fuori regione? Abbiamo delle persone che sono state venute qui, anzi che sono state prese dai loro familiari, alcune accompagnate dai familiari e alcune stanno andando in centro Italia e anche in nord Italia, quindi varie destinazioni, abbiamo anche una destinazione verso Roma. Quindi anche ricongiungimenti praticamente? Abbiamo anche dei ricongiungimenti, assolutamente sì. Come l'avete accolti, o meglio come loro vi hanno visto, insomma, quando sono scesi? Cioè, paura, disperazione? Devo dire che abbiamo visto persone che arrivano da un fronte di guerra, per cui la paura negli occhi si vedeva, c'erano un sacco di bambini e dobbiamo dire che si sono subito sentiti a loro agio, insomma, in mezzo a noi. Questa emergenza poteva andare avanti a lungo? Avete previsto altri arrivi? Vi stanno allertando a tal riguardo? Beh, alla data di oggi non abbiamo nessun allertamento, comunque abbiamo già predisposto la macchina del soccorso in previsione di futuri arrivi, questo è un dato che ci attendiamo, anche se non abbiamo al momento numeri che ci dicano ulteriori arrivi.
Eccoci tornati direttamente dal servizio, abbiamo visto insomma che vengono effettuati anche queste serie di tamponi, perché poi è un altro genere di problema, c'è anche una questione di aspetto dell'emergenza sanitaria che non è ancora terminata, e quello è anche un altro aspetto che da tenere sotto controllo, no? Beh, certo, anzi approfitto del fatto anche che ci sono sicuramente molti telespettatori che ascoltano, per dire che una delle attenzioni su cui anche le autorità, sia le nostre autorità sanitarie, no? L'azienda sanitaria, la direzione regionale della salute, sia anche le autorità governative come la prefettura insistono, è nel dire, pur essendoci molti ingressi che non hanno bisogno di un'accoglienza pubblica, ma vanno magari in case private, va fatta una segnalazione della presenza e va attuato una prevenzione che non è prendere delle persone vittime di guerra e recluderle da nessuna parte, ma è fare quel passaggio di triage col tampone, quell'isolamento precauzionale di 5 giorni con tampone in uscita, che consente di garantirci che se ci dovessero essere dei focolai vengano quindi curate le persone che sono positive e si protegge la popolazione che in questo momento sta uscendo. Cerchiamo di non andare tutti... E non è semplice far passare questa idea, perché sappiamo che dall'Ucraina arrivano moltissime persone che per esempio non si sono vaccinate. Esattamente il 40% della popolazione sì. È vaccinata, il 60% non lo è, quindi non lasciamoci di fronte a questa emergenza all'improvvisazione, cerchiamo sempre di agire nella maniera costruttiva e in maniera pianificata. Ho parlato di emergenza, però l'emergenza, la migrazione non possiamo definirla più un'emergenza, come abbiamo definito poi anche questa pandemia, qualcosa ormai di strutturale, no? Beh certo, allora prima di tutto... Cioè adesso è capitata questa, però abbiamo prima avuto a che fare con pakistani, afghani, insomma, ci sono dei flussi ormai, ecco, anche quello che sta accadendo in questi giorni è un po' paradigmatico, cioè quando scoppiano queste situazioni qui la gente non sta sotto le bombe, si muove, perché ormai il mondo è diventato globalmente più piccolo, più facilmente raggiungibile, quindi noi non dobbiamo stupirci che anche dai focolai di guerra, di instabilità, di mancanza di democrazia degli altri continenti, parlo dell'Asia, che per noi è uno dei canali, no? Attraverso la rotta balcanica, oppure l'Africa, non arrivino delle persone. E siccome queste situazioni sono quasi endemiche, no? In certe parti del nostro pianeta, le migrazioni conseguenti non sono un fatto episodico, ma sono ormai una costante. Zanonarola, però oggi ho letto un interessante fondino sul Riformista in cui c'era l'intervento di Gianfranco Schiavone, che immagino che lei conosca, insomma diceva esistono e non dimentichiamo anche gli afghani, che tutti ci preoccupiamo adesso degli ucraini, certo, ma poi ci sono anche gli afghani. Certo, certo. Già nella previsione, al di là dell'emergenza, della possibilità di una ripresa della rotta balcanica, che ha sempre una connessione con la stagione più favorevole, c'è l'aspettativa che aumenti il flusso comunque adesso che si scioglie la neve, che non si muore di freddo nei boschi, certo, eccetera. Quindi sicuramente si può pensare e prevedere che ci sarà un aumento di flusso di persone che arrivano attraverso questa rotta, e quindi credo che sia importante per la nostra gente anche capire che questo è un tassello di un fenomeno che è più ampio, e sarebbe bello, segno di maturità etica e anche civile, non fare delle distinzioni tra profughi di serie A e profughi di serie B. Senta, le chiedo le ultime cose. La Caritas che tipo di progetti sta andando avanti in questo momento? Immaginiamo che ci siano anche nuove povertà che hanno fatto, determinate anche dalla pandemia o determinate anche dal caro bollette di questi giorni, insomma, state affrontando questo genere di problema? Avete visto un aumento anche degli accessi, degli aiuti? Allora, questo è un tempo molto particolare, no? Anche perché è un tempo di opportunità per strutturare nelle nostre realtà, che vedono delle forme di povertà che magari nei nostri paesi, nelle nostre piccole città di provincia non avevamo ancora mai sperimentato, anche in forme così importanti magari, la possibilità di strutturare servizi nuovi. E per esempio il PNRR ha tutta una linea di intervento che è proprio sulla strutturazione di servizi sociali, di servizi anche per la povertà.
Quindi è un tempo in cui sarebbe importante avere la possibilità di avere un tempo di progettazione e di programmazione guardando al lungo periodo, no? Quindi è necessario con uno sguardo essere attenti al quotidiano e alle emergenze del quotidiano, dall'altra parte avere dei luoghi di riflessione e di programmazione che sono in grado di leggere queste nuove forme di povertà con strumenti nuovi, che non sono sicuramente, per quanto riguarda i senza fissa dimora, i dormitori, certo, piuttosto che la distribuzione di viveri, ma sono le solitudini per gli anziani che abbiamo sperimentato per esempio in questa emergenza Covid come qualcosa di devastante, no? Le fragilità psicologiche, la necessità e il rischio di povertà educativa per ampie fasce di minori. Quindi sono temi su cui è necessario e c'è l'opportunità in questo momento lavorare anche in logica di progettazione e programmazione. Insomma, noi cerchiamo di starci. Ecco. Cogliere l'occasione, insomma, perché di fronte a queste crisi, di fronte a queste emergenze, magari c'è un ricambio necessario anche di pensiero, insomma, di filosofia di pensiero che ci danno appunto queste occasioni tristi come sono queste. Io la ringrazio per il suo intervento, per essere venuto a trovarci, le auguro buona serata. E anche a voi telespettatori di Screenshot vi saluto, vi auguro un buon fine settimana, ci vediamo la prossima settimana a cominciare sempre da mercoledì. Grazie, arrivederci. Arrivederci a tutti.